Significa dare la possibilità alle persone che per esempio abbandonano il loro impiego primario di potersi parzialmente ritirare, di prendere più tempo libero e al tempo stesso poter in qualche modo incrementare, perché se escono con delle pensioni anticipate più basse di quelle che potrebbero ottenere continuando a lavorare, di poter compensare questa differenza con dei supplementi. Questi supplementi non sarebbero solo versati dai lavoratori se fanno altri lavori, ma anche dal loro ex datore di lavoro. Questo può essere un modo anche per venire incontro alle esigenze delle aziende che in alcuni casi hanno problemi di ristrutturazione e quindi sono anche disposte a versare i contributi per i lavoratori anche quando questi lavoratori hanno smesso di essere presso la loro azienda. Boeri ha sottolineato come il suo piano sia capace di autofinanziarsi senza bisogno di misure aggiuntive di copertura. Le proposte sono delle proposte che in sé possono essere attuate immediatamente alla luce dei vincoli di bilancio, quindi sono in questo senso autofinanziate e poi soprattutto tengono conto anche dei vincoli di natura amministrativa, cioè hanno le gambe per poi essere messe in atto, quindi non richiedono ulteriori interventi. In questo senso è un pacchetto, come abbiamo detto, chiave in mano. Questa è la sua prima relazione da Presidente INPS, qual è il messaggio in sintesi che manda il legislatore al governo? Beh, il messaggio chiaramente l'ho voluto enfatizzare fin dall'inizio è di forte attenzione ai problemi della povertà, di proprio cercare di ricalibrare le prestazioni sociali, le politiche sociali in Italia per cercare di venire incontro a questo problema, perché abbiamo davvero dei problemi di cattiva destinazione delle risorse disponibili. Avendo delle risorse così limitate dobbiamo imparare a gestirle meglio, andare davvero incontro a chi ha maggiore bisogno.